Samuele si è svegliato. Dopo 15 giorni da quel terribile incidente ha potuto riabbracciare la mamma e il papà che gli sono rimasti sempre accanto. Il piccolo lo scorso 6 marzo era stato travolto da un'auto mentre stava giocando nel cortile di casa. Il sindaco di Fregona, Laura Buso, è commossa e felice, anche se ci dice il percorso di guarigione per il piccolo sarà ancora lungo, ma questo è davvero un ottimo inizio. È stato un incubo lunghissimo, vediamo un po' di luce anche se diciamo così la strada è ancora lunga per Samuele, però se io mi ricordo quella mattina in cui sono arrivata giù e ho visto lo scenario, credo che questo sia veramente quasi un miracolo, ecco. Nelle scorse settimane i medici avevano tolto la sedazione così Samuele si è potuto svegliare, ora dovrà essere sottoposto ad altri interventi chirurgici. Il bambino ha riportato gravi lesioni agli arti inferiori rimasti schiacciati dall'auto. Ma da quel terribile giorno tutta la comunità si è stretta alla famiglia, una bella notizia che è arrivata anche nella scuola primaria Parravicini. Tutti i cittadini, tutti quelli che mi incontravano in questo periodo, era sempre la prima domanda: si sa qualcosa del bambino? Ormai non serviva neanche chiamarlo per nome del bambino, cioè c'era veramente una preoccupazione, una vicinanza generale da parte di tutti. Il bambino ricoverato al Cafoncello in chirurgia pediatrica è uscito dalla terapia intensiva. Tutti fanno il tifo per Samuele per rivederlo presto nella sua casa in via Indipendenza.